Parafrasando il titolo di una canzone di Edoardo Bennato, Feste di piazza, noi l'abbiamo invertito, festa di piazze. Vogliamo festeggiare in queste piazze la bellezza di questi spazi che gli è rubata perché di fatto sono solo parcheggi, invitando i cittadini gratuitamente ad assistere a linguaggi che esaltano, che fanno riflettere, come la musica, come il teatro, come la danza, e magari raccontando la piazza, le vicende artistiche, storiche, urbanistiche della piazza. In questo caso proprio la prima piazza, Piazza Gasometro, che è questo piccolissimo salotto nel quale noi ci troviamo, nel solco di quello che cerchiamo di trasmettere con Festa di Piazze, cioè svuotiamo questa città delle auto, appropriamocene e siccome Mantova è città di cultura, utilizziamo la cultura proprio per valorizzarla. 3 appuntamenti oltre a Piazza Gasometro, sono sempre 4 gli appuntamenti, 2 in luglio e 2 in agosto. Il prossimo è quello che noi definiamo il must, Piazza San Leonardo, dopodiché ci trasferiamo in Piazza Viterbi, un anfiteatro davvero dal punto di vista scenografico straordinario, e chiuderemo in una piazza che non era una piazza, cioè Piazza Filippini. E qui Tea è cresciuta e si è trasformata per diventare l'azienda multiservizi che tutti conoscete. Avremo però modo, in occasione delle Vie dei Tesori di ottobre, di organizzare, anche per festeggiare il nostro compleanno, un percorso all'interno della nostra sede che spero vi saprà incuriosire. Buona serata e a presto. Massimiliano Dizzi, Presidente della TEA. È il primo anno che Confartigianato partecipa ad un evento di questo tipo e lo facciamo con piacere, proprio perché, essendo un'associazione che ha come obiettivo il valorizzare non solo le imprese ma anche tutto il territorio mantovano, abbiamo pensato che fosse bello partecipare ad un evento così conviviale e culturale, proprio per dare valore al territorio, dar valore alla città in tutte le sue sfaccettature. La valorizzazione di Piazza Gasometro, che è una piazza poco vissuta, è stata sicuramente un'idea brillante che ha avuto l'organizzazione di Festa di Piazza. Io posso dire che rientra all'interno di una lettura di un'area industriale storica della città, come ad esempio l'ex ceramica, tutto il quartiere di Fiera Catena, su cui stiamo improntando un intervento di rigenerazione molto forte, e c'è anche un piano di recupero da parte di TEA, ad esempio, di quest'area. Molte aree vicine a Piazza Gasometro sono aree di TEA, su cui c'è un progetto di rigenerazione che metterà insieme un intervento privato con gli interventi pubblici. È una bella sfida lanciata alla città e devo dire che è una sfida che la nostra amministrazione ha raccolto da molto tempo, perché ha trasformato molti spazi urbani, penso a Piazza Leon Battista Alberti su tutta, ma tanti altri spazi anche in periferia in cui abbiamo innescato trasformazioni che hanno messo in luce, a fianco delle necessità materiali come quelle di parcheggiare, di utilizzare lo spazio pubblico, anche quello di poterlo vivere in modo diverso, come un luogo di comunità, d'arte, di creatività, di sperimentazione. Continueremo a farlo e ogni nuova piazza che viene vissuta in questa bellissima festa è un'occasione in più per riflettere.